Appena confermato direttore artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, Alberto Barbera ha affidato alle reti del nostro gruppo le sue prime parole, confidando soddisfazione e gratitudine per il prolungamento dell'incarico. Il suo attuale mandato, conferitogli nel 2024 dal Consiglio di amministrazione della Biennale, sarebbe scaduto il prossimo settembre alla chiusura della 83esima edizione della mostra, in programma quest'anno da 2 a 12 settembre prossimi a Lido. Il Consiglio di amministrazione della Biennale, su proposta del presidente Pietrangelo Buttafuoco, all'unanimità ha voluto accelerare i tempi giocando d'anticipo e confermando così Barbera alla guida delle edizioni del festival anche per il 2027-2028, una scelta lungimirante che premia il grandissimo lavoro di Alberto Barbera, personaggio stimato da tutto il cinema mondiale, persona di rara sensibilità. La qualità del suo lavoro che ha riportato insieme a tutto il team della Biennale la Mostra di Venezia all'attenzione delle grandi produzioni americane, i divi di Hollywood e da tutti i più grandi assi del cinema, una conferma accolta con entusiasmo anche in città. Sono ovviamente molto contento di questo prolungamento del mio contratto e soprattutto molto grato al Presidente Buttafuoco per il rinnovo della fiducia nei miei confronti e delle scelte operate in questi anni, che peraltro abbiamo largamente condiviso. Mi aspettano altre 3 edizioni della mostra, l'impegno a non perdere il terreno guadagnato in questi anni. Tanti gli obiettivi ancora da raggiungere. Abbiamo di fronte molte sfide, soprattutto quelle dell'intelligenza artificiale. L'impegno è quello di mantenere la posizione di privilegio che la mostra ha conquistato in questi anni, sapendo anticipare molte delle novità che caratterizzano questo straordinario universo che è il cinema.